Un ricordo anche di suo padre oggi, è un momento diciamo molto bello, ma dove si sottolinea anche l'azione politica che suo padre ha svolto negli anni. Sì, mio padre è stato protagonista per più di 50 anni della vita regionale, della vita argentina in particolare, è stato protagonista anche di scelte importanti come il primo centrosinistra, quando scegliere un'alleanza, un accordo col Partito Socialista significava mettere a rischio i rapporti con lo stesso clero, col vescovo, Monsignor Perusso, scelte importanti. Mio padre è sempre stato molto votato dalla popolazione argentina, era presente nella vita e nel ricordo delle persone, tant'è che la presenza di oggi di tutte queste persone è un segnale che Gaetano Trincanato non è stato dimenticato. Ecco, un ricordo personale particolare che lei ha di suo padre? Beh, i ricordi sono tantissimi, ovviamente. Uno molto personale, quando siamo andati a vedere dopo un congresso della DC in quel di Milano, io convinto di dover tornare a Palermo, invece lui fece in modo di organizzare tutto per vedere il derby Milan-Inter, il Milan-Inter di Van Basten e compagni, e poi la sera abbiamo preso l'aereo, siamo tornati e questo è un ricordo particolare con me. Un evento più che importante, direi affettuoso, un'occasione per ricordare la memoria di mio padre. L'avremmo dovuto fare a un anno esatto della morte, purtroppo per motivi organizzativi abbiamo dovuto rimandare, però giugno è un bellissimo mese per ricordare anche l'estate, visto che mio padre è andato via a gennaio del 2016 e quindi... Vedere tanti amici oggi qui riuniti e parlare di suo padre è sicuramente una bella cosa. Sì, affiorano molti ricordi, sì, è bellissimo, sembra quasi una riunione di corrente direi, e quindi sì, si ritorna un po' indietro nel tempo. Un uomo dell'istituzione che certamente svolgeva il proprio compito istituzionale con spirito di servizio, con dedizione alla cosa pubblica, dispensatore sempre di buoni insegnamenti per il buon andamento della cosa pubblica e soprattutto un amico, un educatore, un uomo che ha dato tanto alla vita politica e a ciascuno di noi su un piano personale. Lui era un uomo, avrebbe detto qualcuno, un totus politicus, cioè pienamente immerso nella vita del suo partito, è stato segretario provinciale della DC, ha ricoperto tanti incarichi, ma nello stesso tempo era uomo di società, nel senso che non si dedicava solo alla fase politica, lui aveva una base sociale molto forte tra gli artigiani. Una persona cara che mi ha molto voluto bene e alla quale io ho molto voluto bene, alla quale devo riconoscere di avermi insegnato la moralità della politica, il perbenismo della politica, l'impegno reale per i singoli e per la collettività. Un grande che oggi è un esempio della politica del fare. Lui è impegnato con gli artigiani, impegnato con il sociale per attività che aiutassero la gente a vivere meglio e credo che abbia avuto in politica meno di quello che meritava, perché era veramente un grande. Resta un grande ricordo, tra l'altro io sono stato nelle file di Gaetano Trincanato non da quando io ho mosso i primi passi all'interno della Democrazia Cristiana, perché ero con un'altra componente, ma alla fine degli anni '80 decisi proprio di far parte dell'allora corrente appunto di Trincanato e devo dire che ho avuto, per me è stata un'esperienza importante non solo sotto il profilo politico ma anche particolarmente sotto il profilo anche umano, che Gaetano Trincanato era un politico di altissimo livello. Gaetano Trincanato è destinato a passare alla storia perché è stato il fautore in Italia del primo centro-sinistra che si fece qui ad Agrigento. Lui in qualità di segretario provinciale della Democrazia Cristiana si diede per la realizzazione di questo esperimento politico molto rischioso,
e fu qui ad Agrigento, andando contro le direttive dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Giovanni Battista Peruzzo, che su questo argomento pensava ben altro.